Ben ritrovati, torna C al cubo, queste C che stanno per consumatore, Coldiretti, Campagna Amica, Camera di Commercio, e torna a trovarci Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto, direttore della bonifica del Veneto, e con lui oggi vogliamo parlare sì di cambiamento climatico ma soprattutto di gestione dell'acqua. Direttore, durante l'anno i dati dicono che l'acqua che cade è sempre la stessa, ma in modo completamente differente, causando gravi momenti di siccità. Beh, sicuramente questi fenomeni che ormai si stanno evidenziando, piogge più tropicalizzate che altro, quindi concentrate in determinati periodi e in quantità anche importanti, non modificano la media della piovosità durante un anno. Il problema che abbiamo ormai oggi è stati che non evidenziano appunto queste mancanze di pioggia e soprattutto collegate e associate a un aumento della temperatura. Questo sta provocando fenomeni siccitosi importanti che ci costringeranno, se non riusciremo a mitigare un po' le nostre azioni, ci costringeranno veramente a mettere in campo atteggiamenti che modificheranno proprio gli scenari anche da un punto di vista. In primis, pensiamo all'agricoltura, certo. Può essere davvero drammatico, no? Per delle produzioni di qualità, per un made in Italy, insomma, se non c'è acqua non c'è agricoltura. Beh, certo, l'agricoltura è il comparto che subirà più di tutti questo tipo di situazione, però l'agricoltura è anche un comparto che da anni sta innovando su questa strada. Le imprese agricole o meglio, il comparto agricolo è il comparto che è sempre stato additato per essere un grande utilizzatore, forse abuso di un termine, che è consumare troppa acqua dolce, il 70% dell'acqua disponibile utilizzata dal sistema agricolo. Non è assolutamente vero, l'agricoltura utilizza molta meno acqua, sta investendo in tecnologia, l'agricoltura sta diventando sempre più sostenibile da un punto di vista dell'utilizzo. È inevitabile che però se guardiamo all'interno di un'impresa agricola, le tecnologie oggi permettono di irrigare con pochissima acqua. E questo è un dato, è una strada che sta già percorrendo il sistema agricolo. Il problema è che l'acqua che i consorzi, per esempio, distribuiscono, vi do solo un dato, in Veneto noi preleviamo circa 4 miliardi di metri cubi di acqua e la distribuiamo durante una stagione. 4 miliardi di metri cubi d'acqua, neanche il 30% serve al sistema agricolo, quindi al fabbisogno idrico delle culture. Il resto è tutta acqua che circola in un territorio, in 25.000 km di canali. E che genera... Infatti, direttore, la crisi poi idrica, la siccità, colpisce la qualità della vita delle persone. Ecco, sembra però non esserci piena consapevolezza che è un problema davvero di tutti. Beh, questo, innervando un territorio da 25.000 km di canali dove d'estate facciamo scorrere l'acqua irrigua che va per l'agricoltura, in realtà produciamo servizi ecosistemici importanti a beneficio della collettività. Pensate solamente le più banali, cioè una pista ciclabile lungo un canale, una pista ciclabile in mezzo a un terreno privo d'acqua cambia completamente, non ci sono le piante, non c'è vegetazione. Ecco, tutta quell'acqua superficiale, se noi la dovessimo risparmiare, tubarla tutta all'interno di tubature, come è l'acqua potabile delle nostre case, e la portassimo all'azienda agricola per portare la goccia sulla pianta, avremmo fatto sparire l'acqua da un territorio. E il territorio è quello dove vivono i cittadini, e quella sarà la percezione la prima percezione che avrà il cittadino quando veramente il cambiamento climatico si dimostrerà. Un cambiamento proprio visivo del territorio. Nel 2022 ci ha dato uno spaccato di un territorio che ha assunto i colori di un'area non classica nostra. Il verde stava sparendo, è bastato un anno di scarsità di pioggia molto, molto importante per far cambiare completamente un territorio. Quindi la parola d'ordine per i consorzi di bonifica è efficientamento della distribuzione della risorsa acqua. Certo, l'efficientamento passa non solo per il risparmio e per l'utilizzo di tecnologie in azienda, ma passa anche per la necessità di trattenere più acqua possibile, perché non possiamo perderne neanche una goccia. Se la piovosità media rimane costante durante i periodi invernali, durante i periodi dove non viene utilizzata, dobbiamo trattenerla il più possibile. Ecco che allora la messa in campo di un piano di invasi, di laghetti, un piano di bacini, di piccoli contenitori, diciamo, che possono andare da quello aziendale fino alle cave dismesse, fino ai grandi bacini, e non abbiamo
non possiamo più avere questi preconcetti di dire non possiamo costruire più niente. Se l'acqua non la tratteniamo, il rischio è che non l'avremo più a disposizione. Certamente, consapevolezza per tutti e senso di responsabilità, anche perché poi vari comitati non vogliono quell'opera qui, quell'opera là. Invece noi la ringraziamo, grazie alla bonifica del Veneto, e soprattutto ci ritroviamo la prossima settimana con C al Cubo, stesso canale televisivo e stesso orario. Grazie per averci seguiti.